Assessore Pan, qui a Villa Contarini le eccellenze del territorio veneto. Sì, siamo qui a presentare le eccellenze delle nostre DOP, dove dietro a questi formaggi ci sono 3.400 produttori di latte del Veneto che producono 1.200.000 tonnellate anno di latte, quindi quei disciplinari che rappresentano questi formaggi, dal grana all'asiago al montasio, naturalmente ci sono tante produzioni che ci danno il latte certificato e quindi una bontà, e quindi diciamo ai veneti: acquistate questi formaggi che sono certificati e che sicuramente sono fatti con il latte nostro, del latte dei nostri produttori. Quello che diceva appunto di controllare l'etichetta sulle questioni del latte in polvere. Sì, adesso con l'apertura dei confini europei, comunque con la fine delle quote latte, dai nostri confini arrivano prodotti da altri stati, dai paesi dell'Est, dal nord Europa, il latte in polvere, ma l'unica salvezza che abbiamo, lo dico ai veneti, è quello di quando andate a acquistare dei formaggi, quando andate a acquistare delle confezioni di latte, verificate i certificati di qualità e sapete che queste DOP del Veneto sono fatte all'80% con tutto il latte nostro, quindi sono assolutamente sicure.